Allora, bentrovati a tutti. Siamo di nuovo a presentare un grande libro, un grande autore, a sostegno di un grande concerto. Dopo Bob Santelli con la sua storia della E Street Band a sostegno del concerto di Bruce Springsteen, dopo Joel McIlver con La verità sui Metallica a sostegno del concerto dei Metallica, vi presentiamo oggi il biografo più importante in assoluto dei Radiohead, che è Mac Randall, con il suo libro Exit Music sulla storia dei Radiohead. Naturalmente queste cose noi le facciamo a sostegno di un concerto, sì, ma anche di un prodotto, che è il nostro prodotto, uno dei nostri prodotti di punta, che è Music and Live, che, ricordo a tutti, è un prodotto attraverso cui noi, come ente del turismo Friuli Venezia Giulia, garantiamo i biglietti gratis per questi grandi concerti che vengono prodotti e esibiti in regione, a tutti coloro che soggiornano almeno una notte presso strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. Allora io direi prima di passare la parola, intanto vi saluto tutti quanti, vi ringrazio di essere qui, prima di passare la parola a Mac Randall, direi di entrare un attimo nel mondo dei Radiohead attraverso la musica di Gianni Roiatti.
Dimenticavo di dire una cosa che immagino voi sappiate già, che per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzatore poi il concerto di Radiohead è stato procrastinato ed è stato spostato il giorno 26 di settembre. Per cui niente, adesso cedo la parola a Mac Randall, che vi parlerà attraverso la voce del nostro interprete nonché esperto musicale Mario Rimati. Buonasera a tutti, mi sentite? Un applauso anche di benvenuto alla moglie di Mac, Lori, che è qua presente. Un annuncio molto breve prima che io cominci la mia brevissima presentazione, che alla fine della conferenza ci sarà, della presentazione, ci sarà successivamente alla performance, un'altra performance di Gianni Roiati. Sarà possibile acquistare, farsi firmare il libro e poi ci sarà un rinfresco aperto a tutti i presenti. Magari al rinfresco un brindisi alla memoria del povero Scott Johnson, che ha 33 anni, a Toronto il 16 giugno, purtroppo è deceduto
quando è caduto il palco dei Radiohead. Quindi un brindisi in onore di questo povero ragazzo che ha dato tanto per il mondo della musica. Anche lui era il tecnico della batteria dei Radiohead e anche degli Australian Pink Floyd, che grazie anche alla Zalea Promotion erano qua a Pordenone un anno fa, e presumo che c'era anche il povero Johnson. Comunque, non so neanche dove cominciare perché avrei tanto da dire. Posso solo dire una cosa, cominciando brevemente, leggo quello che ha scritto una persona qua sul retro di questo magnifico e sofisticato libro, che dice, se riesco a leggerlo: non c'è niente di meglio in tutto l'Occidente della musica dei Radiohead. Nella nostra epoca credo che sia difficile essere più profondi di così, più pervasivi, più efficaci nell'attivare circuiti emotivi e cerebrali. Sono le parole di un certo Sandro Veronesi, che credo che tutti noi quasi, conosciamo. Cosa devo dire di questo libro? Questo libro è un libro molto sofisticato, che rappresenta un gruppo, secondo me, molto sofisticato, scritto da una persona molto sofisticata, talmente sofisticata che è laureato alla prima università del mondo, che è la Harvard. Quindi è un libro molto molto interessante, che comincia più o meno dall'inizio della carriera di questo grande gruppo, cioè nel 1984. A me e a tutti noi dispiace molto che domani non c'è il concerto, perché sarebbe stata la 12ª volta che Mac li avrebbe visti. Li ha visti 11 volte, compreso per me nel tempio della musica che sarebbe il Madison Square Garden, dove hanno cantato e hanno fatto delle grandissime performance i Led Zeppelin, e anche il primo concerto che ha scatenato il concetto dei concerti beneficenza sarebbe il 1971 con George Harrison, il concerto per Bangladesh. Lascerò la parola fra qualche secondo a Mac, perché c'è, lui mi ha elencato in una email, l'8º concerto è stato al Liberty State Park nel New Jersey, which is on the other side of the Hudson River, che è dall'altra parte del fiume Hudson. Era al concerto dei Radiohead. Sullo sfondo c'erano le Torri Gemelle, e questo concerto era solo un mese prima che sono crollate le torri, quindi potete immaginare il ricordo per lui, purtroppo, e per tutti i presenti. Io ho già parlato come sempre troppo. Un piccolo ringraziamento e un applauso a Riccardo Sgarlata di nuovo, perché è sulla sua segnalazione Mac Randall, che io ho contattato all'inizio di febbraio, ci siamo innamorati a febbraio, siamo andati avanti, l'ho convinto tramite anche ovviamente il prezioso sostegno dell'Agenzia del Turismo, ed ecco qua Mac Randall. Quindi a voi Mac Randall, un applauso. Allora, io comincerei velocemente con una domanda che gli ho fatto ieri sera a cena. I'm going to repeat the question that I asked him last night at dinner. Perché ti piacciono tanto i Radiohead? Why do you like Radiohead so much? È quello che ho detto a cena, te lo dirò adesso. Because, should I take this one? Yeah. I think you can take it off. Take it right off. Yeah. There we go. Yeah, what I said at dinner was that, quello che ho detto ieri sera a cena was that I am a musician myself. Sono musicista io stesso. And that Radiohead make music that I would like to make. Semplicemente i Radiohead fanno della musica che piacerebbe che io potessi fare io stesso. Yeah, it's adventurous. È molto avventurosa la loro musica. It's dramatic. È molto drammatica. But it remains tuneful most of the time. Truthful? Tuneful. Tuneful. È molto melodica la loro musica. And it's intelligent, I would say, too. È musica intelligente. A question. The journalist asked you a question 10 minutes ago. Somebody referred to them as the new Pink Floyd. Il giornalista lì in fondo ha fatto una domanda che qualcuno ha accennato al fatto che sono i nuovi Pink Floyd. Do you agree with that or is it an exaggeration? Sei d'accordo oppure è un'esagerazione la definizione?
I know other people have made that comparison. Altre persone hanno fatto questo paragone. I don't know exactly how they feel about it. Io non so come loro si sentono a But- sentire questa definizione. But I would say it's more true than not. Io direi che è più veritiera che no. Yeah, they don't have at least in live concert. They don't have the pure spectacle. Dal vivo non hanno quello spettacolo puro dei Pink Floyd. But the mood of the music, which is sort of L'umore della musica che diciamo è it's inward. You know, it's very. è visto, come si può dire, da dentro come la musica dei Pink Floyd. And yet at the same time, they managed to make these very introspective sort of songs into something that people sing along with en masse in arenas. Hanno fatto questo tipo di musica che la massa canta insieme al gruppo. Right. And also there is the fact that they have that English college town. C'è anche il connection. fatto che hanno quel tocco di università, atmosfera universitaria britannica. I have a question for you that I started before. Ho una domanda che ho iniziato prima. What was it like for you to have seen them at Liberty State Park with a month before that the Twin Towers? Well, obviously at the time we didn't know that the towers were going to fall. So it Ovviamente wasn't- non sapevamo in quel periodo che le torri purtroppo sarebbero crollate. So it was only a significant show in as much as it was an interesting setting for the show. Era un'atmosfera molto interessante, ovviamente. I don't think I had seen a show with that particular setting before. Non ho mai visto uno spettacolo con quell'ambiente, quello scenario particolare che erano le torri in fondo. In fact, I know one of the things that was fun about it was that we took the ferry back. We took the ferry boat back to downtown Manhattan. Una cosa che era divertente è che abbiamo preso il traghetto per tornare nel centro di Manhattan. And we walked through the World Financial Center, which was right next to the World Trade Center and was very badly damaged as well. Siamo passati proprio per il centro nel settore economico di New York, non molto lontano dal adesso Ground Zero. Yeah. And we were very happy that we had gotten the boat because we had taken the train to get there. Eravamo molto contenti che abbiamo preso il traghetto perché abbiamo preso il treno per arrivare al concerto, Which was a big hassle. che era veramente un po', si può dire, una rompitura. So we were very happy to have gotten on the boat, and Eravamo molto contenti che siamo saliti sul traghetto. but it was a great show. Era un grandissimo spettacolo. I think that the show that I saw previously, which had just been, I think, a You few saw them. weeks. You saw them in Madison Square Garden. Yeah, right? it was just, I think, a few weeks or a couple months, not much more than that. earlier. Era qualche mese, qualche settimana prima. That was a very special show. You could see they kind of had Era un stars in programma- their eyes for that show. Era uno spettacolo molto molto particolare. Tell me about Barcellona. Cosa mi dici? Li ha visti anche a Barcellona, che era uno spettacolo particolare per Mac. I said that it was a very particular concert because you were invited just to. I was invited. I was one of two American journalists. Era uno dei due giornalisti americani che fu invitato al concerto di Barcellona perché avevano presentato, because they presented, The OK Computer. OK Computer. It was the worldwide media Era il launch. premiere di OK Computer. Right. A question for you. I have many questions for you. Why is Tom nicknamed Salamander? Well, it's not a very nice Ha un nickname. soprannome, Tom, che riguarda i suoi occhi. That was a nickname that he picked up in school, È and un soprannome che gli hanno dato quando andava a scuola. and that was just the result of its. If you know the band and you're familiar with him, E il risultato è, se conoscete il gruppo, you know he has a problem with one of his eyes. ha un problema con uno degli occhi. And he had a He lot of. was born that way. He was right? born È that way. nato con l'occhio parzialmente, it was partially closed? Yes, Parzialmente chiuso. and it's still not quite open E because non è ancora del tutto aperto. not quite open all the way Non del tutto. because the last operation didn't go particularly well, L'ultimo intervento non andò così bene. and his
parents decided that was enough of that. Allora, i genitori avevano detto ok, basta. The original name, il nome originale, non so se sapevate, si chiamavano On a Friday, di venerdì. Why? Because that's when they rehearsed. Perché facevano le prove di venerdì. Ok, why did they change the name to Radiohead and where does it come from? Perché cambiarono il nome a Radiohead e da dove viene il nome Radiohead? They changed the name to Radiohead at the behest of their record company. Cambiarono il nome su, diciamo, pressioni della loro casa discografica. But where does the name come from? It comes from a song by Talking Heads. E viene da una canzone dei famosi Talking Heads di cui il capo era David Byrne, Yep, it's on the True Stories album. che fa parte dell'album True Stories. Ok, the $1 million question. Which is better, Pablo Honey or OK Computer? Ah. Well, Ho chiesto quale dei due è migliore, Pablo Honey o OK Computer? we were talking about this last night. Abbiamo parlato di questo ieri sera. Yeah, but I don't remember. Ma Yeah, non mi yes, ricordo. we were talking about this last night because I need to credit my wife. My wife actually. Devo dare atto a mia moglie. Yeah, my wife actually interviewed Radiohead before I did. Ah, mia moglie aveva intervistato i Radiohead prima di me. She saw them on their first tour of the United States. Li ha visti la prima volta in tournée negli Stati Uniti. In 1993. In 1993. And I didn't see them until 1995. Io non li ho visti fino al 1995. I was a latecomer. Ero un po' in ritardo con i Radiohead. Yeah, I mean, I heard Creep as everyone did. Io ho sentito Creep come tutti voi. You couldn't avoid it. Non lo potevi evitare, scusate. But I thought, as many people did at the time, that this was probably what you would call a one-hit wonder. Io ho pensato che questo era, diciamo, un attimo fuggente. I wanted to read something from your book. Volevo leggere una roba dal suo libro. E qua dice, parlando di Creep, pagina 84, il fondo fu toccato col numero natalizio di New Musical Express nel 1992. La band ricevette la peggiore stroncatura della carriera per uno dei suoi ultimi concerti, un'apparizione allo Smashed Club di Londra. L'autore Keith Cameron concludeva così: i Radiohead sono la miserevole e pietosa imitazione di un gruppo rock. Now, I think you understood that sort of what he it was said. the lily-livered excuse for a rock band. Do you think he kind of overdid it? Pensi che aveva esagerato con la definizione di creep? Perché all'inizio at the beginning, a lot of people didn't like Creep. All'inizio tante persone non piaceva Creep, che è un po' pesante. It's a bit heavy, isn't it? Well, they thought it wasn't. Yeah, they thought it was sort of more a novelty song. Era una roba nuova, diciamo. He had to change the words because of being politically correct. Ha dovuto cambiare le parole perché a un certo punto c'è una piccola bestemmia. There's a swear word. Right, but at the same, yes, he had to change it for radio and MTV. Ha dovuto cambiarlo per la radio. But the fact that he used it in the first place got them some attention. Beh, per il fatto che l'ha usato all'inizio hanno avuto un po' di, diciamo, fama per via di questa parola che è la parola F in inglese, che non si dovrebbe dire. And you could argue that it was cheap attention, really. Sì, era attenzione dedicata a loro che costava, diciamo, molto poco. Cioè, non dico in un modo gratis, ma hanno avuto la loro attenzione. But it still is a good song. È una bella canzone. What do you think is their best album out of the 8? Of the 8. Degli 8, qual è per Mac il miglior album? Well, I would say, going back to, I think Pablo Honey is probably still my wife's favorite Radiohead record. Pablo Honey per mia moglie è il miglior album in assoluto. But what about you? I think, well, because I'm sentimental. Perché sono un sentimentalista. I have a special attachment to the record that first really grabbed me. Io ho un legame speciale perché quello è l'album che veramente mi ha colpito all'inizio. And that was the second album, The Bends. E poi The Bends, ok. Vedo qualcuno che ha fatto così con la testa. There's somebody that nodded with his head. I would say probably number 2 after that is the one they put out in 2007, In Rainbows. That's In probably Rainbows. my second A favorite. proposito, volevo dire una cosa. We talked about this. Right. Quanto sono sofisticati i Radiohead? Adesso ha fatto un accenno a In Rainbows. Questa è la rivista, dicono che è la miglior rivista scritta nella lingua inglese. Sono abbonato da oltre 20 anni all'Economist. Nel numero di maggio
c'è un nuovo concetto per coloro che navigano, che fanno acquisti e cosa, che come voi sapete potete, credo, in certi siti, con certe aziende, comprare un prodotto e determinare il prezzo. E qua hanno accennato ai Radiohead con il loro album In Rainbow, perché sono uno dei, I think the first group in the world, il primo gruppo al mondo che ha usato questo concetto. Infatti conclude l'articolo che dicendo The King of Limbs l'avevano fissato come prezzo a $9. Quindi perfino l'Economist parla di questo nuovo concetto dove tu puoi acquistare una cosa e determinare il prezzo. I just said this concept that they developed where you can name a price of your product. But why did they do this? E ho chiesto perché hanno usato questo concetto. Well, it certainly got them a lot of attention. Hanno avuto molta attenzione con questo concetto. But don't you think they could have earned even more money through the usual means? Oh, absolutely. Non pensi che avrebbero potuto guadagnare ancora più soldi tramite i soliti canali che sarebbero i CD, gli LP, download da iTunes, eccetera, eccetera? Don't you think? I think they very well could have, and I think Credo di sì. I think the fact that they haven't done it again. Credo che perché non lo hanno tornato a fare is for this reason. Is for that È reason. per questo motivo. Do you think it was a test? To some degree, yes. Era un test per vedere come andavano le cose. They wanted to see, and because they're a famous band, they had made already E a dato name che for sono un themselves. gruppo molto famoso, dato che hanno guadagnato anche tanti soldi, They could afford to do that. potevano permetterlo. So, can I ask you a question? Una domanda. My ignorance, what is the difference between this concept and Napster? That Metallica was so against. Qual è la differenza fra questo concetto e Napster, che sappiamo in Metallica erano molto contrari, infatti sono andati in tribunale con Napster. The difference is that you get the music direct from the artist. La differenza è che tu ricevi la musica direttamente dall'artista. And there is the option to pay something. E c'è l'opzione di pagare qualche cosa. Lori wanted to say something. No, you're okay. Whereas Napster was completely free and you just Napster era completamente gratis. Right. Take it from whatever source you get it from. Arrivava da qualsiasi fonte. Right. Influences. Allora, vedete che ho una maglietta particolare, la famosa canzone di John Lennon. Le influenze più grandi, the greatest influences on Radiohead, Miles Davis, The Beatles, others. Ok, ho detto le maggiori influenze sui Radiohead sono stati Miles Davis con Bitches Brew, il suo grande album. Right. They started. I Beatles. They used the Fender Rhodes. They still use it a lot, but they used it particularly a lot on OK Computer. And I think that was as they told me at the time, it was heavily influenced by Miles Davis. Erano molto influenzati su OK Computer da Miles Davis. Right. And other influences? I think you'd have to. You couldn't leave out the Smiths. I think the Smiths. Gli Smiths, per coloro che conoscono gli Smiths. Ecco, vedo uno. There's somebody there that went like this. Right. Okay. Others? Li abbiamo avuti alla Villa Manin un paio d'anni fa. R.E.M. We had them at the Villa Manin. R.E.M. Yeah. And they also became quite friendly with R.E.M. Sono as diventati grandi amici degli R.E.M. Yeah. You wanted to add something before we go to the questions and answers? I don't know. I don't think so. I mean, I think the one point I wanted to make was il punto che volevo fare was just that I think what has made them just continue to succeed. Quello che li ha fatti ancora avere tanto successo, eccellere, si può dire. Is that they keep on finding ways to reinvent themselves. Trovano sempre dei modi per reinventarsi. Can I ask you a provocative question? Una domanda un po' provocativa. Io personalmente, they're not really all that mainstream. No. Non sono mainstream, sappiamo, credo, tutti cosa vuol dire la parola. Why? They want to be like that? Vogliono essere non mainstream, come Aerosmith, AC/DC, Duran Duran, eccetera, eccetera? I think there was a point at which they could have been. Potevano esserlo. And would have been if they had kept on going in that direction. Avrebbero potuto diventare mainstream se continuavano in quella direzione. But why didn't they? When OK Computer came out, Quando è uscito OK Computer, they were the next
U2 or the Erano next R.E.M. on the verge, really? Yeah, I think so. Lui ritiene che erano i nuovi R.E.M. o U2. But so why did they take a detour? They made a conscious effort. I think Perché it was hanno preso partly una deviazione. they didn't want to repeat themselves. Non volevano ripetersi, like and- most bands do, Right, yes. come fanno tanti gruppi. And I think they didn't like the level of attention they were getting and Non gli andava molto il livello di attenzione che And the kind of avevano. attention they were getting. E il tipo di attenzione. What do you mean by kind? well, just that they were they were wary of being seen as just as celebrities rather than as Non musicians. volevano essere delle celebrità. Volevano mantenere, they wanted to keep their feet on the ground. Right. Volevano mantenere i piedi per terra. Right. Domande? It's not about Radiohead, but Non riguarda i radio. how and why did you choose to become a music writer or journalist? Perché hai scelto di diventare un critico musicale o un giornalista? E come lo sei diventato? Well, it's a long story, but È una storia molto lunga. I will tell it in brief. Ma sarò molto breve. I started listening to the Beatles Ho cominciato ad ascoltare i Beatles when I was 8 years old, quando avevo 8 anni and I wanted to learn how to play guitar, volevo imparare a suonare la chitarra and I did. e l'ho fatto. And I started to read lots of books E ho cominciato a leggere molti libri and magazines about e riviste the Beatles and dei then Beatles, sui other Beatles rock bands. e altri gruppi musicali. And I started to write reviews Ho cominciato a scrivere delle recensioni just for fun solo per divertimento, of puro the divertimento, records that I would buy. sui dischi che compravo. And it just so happened that when I graduated high school, E capitò che quando ho finito il liceo I got a job working on what was at the time my favorite music magazine, ho trovato un lavoro per una rivista musicale che era la mia preferita, which was called Musician Magazine. Musician Magazine, And a friend of mine was one of the editors e there. uno dei miei amici era l'editore. And I worked at that magazine in one capacity or another Ho for the lavorato next per questa 9 rivista in un years. modo o l'altro For the next 9 years. per I i worked prossimi 9 anni. there. And that's how it happened. È successo così. Yeah. It's the short answer. È una risposta molto breve. Right. Domande sui Radiohead. Dove sono le domande? Non le sento. Domande. Lori, do you have a question? No? You're not too objective. Right. Riccardo, hai una domanda? Yeah. Sto pensando a altro. Domande, niente? Sì. What do you think of their last album? Good question. Una buona domanda. When it first came out, I didn't really think very much of Quando it. è appena uscito non ci ho pensato molto, I veramente. think it's still probably my least favorite. È uno dei miei album meno preferiti. Why? But to say, well, just because it feels very hermetically sealed È to me. molto ermeticamente chiuso. And very cold. È molto freddo. But to say that it's my least favorite A dire che è il mio meno preferito still means that I like it more than probably 95% of other music. vuol dire che lo amo lo stesso il 95% più che amo l'altra And- musica. And one thing that I find to go back to the theme of reinventing themselves, E per tornare al discorso che loro si sono reinventati o si reinventano, is that what they have done quello che hanno fatto live in concert Dal with these vivo. songs, I think is really outstanding. con queste canzoni dal vivo è veramente strabiliante. They've added a second drummer. Hanno aggiunto un secondo batterista. Why? Well, because the percussion arrangements on the album were so complicated. E per via che la batteria, il suono sugli album era talmente complicato. Yeah, the album wasn't really recorded as much as it was assembled.
l'album non era tanto inciso quanto proprio messo insieme come in una catena di montaggio. Yeah. The 5 members of the band all sort of went off I and 5 membri se ne sono andati per conto loro recorded their own samples. e hanno inciso i loro provini And then they came back together and tried to piece them e together. poi like a sono puzzle. tornati insieme e hanno cercato come un puzzle a metterlo tutto insieme. And when the album was done, they really weren't sure whether they could ever play any of those songs live. Quando l'album è stato completato non erano molto sicuri che avrebbero potuto presentare l'album dal vivo, But they figured out a way to do it. ma And hanno capito un modo per farlo it involved adding another person. e la soluzione era quella di aggiungere un'altra persona. And to hear those songs live now, E ascoltare le loro canzoni dal vivo adesso they're real living things. e sono cose veramente vive. There's a bit of Italy in Radiohead's influence, Morricone, right? Ennio Morricone. Yes. They're great admirers of Ennio Morricone. C'è un po' Right. di Italia nei Radiohead e sono ammiratori di Ennio Morricone che tutti noi conosciamo. I think that comes particularly from Johnny Greenwood, Questo viene particolarmente da Johnny Greenwood, who has become a rather notable film composer. che è diventato himself. anche un compositore per le colonne sonore come Ennio Morricone. Right. Has he met Ennio Morricone? I'm not sure. Io ho he chiesto has. se ha conosciuto il grande maestro Morricone, non sono sicuro. He just recently made a record with Penderecki, the Polish composer. Johnny Greenwood ha appena fatto un album insieme al compositore polacco, Yeah. Penderecki. Yeah, and that was I think probably a high point of his Questo career. era il massimo della sua carriera. Il giornalista è andato via, ma aveva una domanda che le posso fare io. The journalist went away with the question: How much longer do you think we're going to still see them, Radiohead? Quanto ancora li vedremo insieme i Radiohead? È una domanda un po' difficile perché nessuno lo può sapere. Nobody can know it, but No one can, but I think there's no reason that it can't go on indefinitely. non c'è motivo per cui non possa andare avanti indefinitivamente. The fact that they have continued on for going on 30 years Sono now, 30 anni che vanno avanti, 20 of them in the public eye, 20 but, dei quali nell'occhio pubblico, but nearly 30 years with quasi 30 anni with no changes con nessun in personnel, cambiamento, all the same che people. c'è solo un gruppo che li batte. There's only one group that beats them, right? That's right. There's Aerosmith. there's Aerosmith and there's U2. E gli U2, Yeah. già giusto. Sì, Yeah. gli U2, ma That- sono il gruppo originale da quando hanno iniziato nell'84 all'Albington College in Oxfordshire, Right. che è andato Mac a trovarli. Una domanda. I wanted to ask you. Cosa li ha fatti secondo lui avvicinare alla scena elettronica? What made them? What's the trigger that made them get closer to electronic music? Giusto? Bene. Perfetto. Well, that was part of the post OK Computer. Questo era parte del dopo OK Computer. They wanted to do something different. Volevano fare una roba diversa. Specifically, Tom York wanted to do something different. Specificamente Tom York. And he started, he was already very involved in the dance music. Era molto coinvolto nella World. musica dance. When he was at college at Exeter, Quando in England, stava all'università a Exeter, he used to DJ. faceva il DJ. Right, so this was already part of his world. Faceva già parte del suo mondo musicale. But he then basically bought up the entire back catalog of the Warp Records label. Aveva comprato dopo l'intero catalogo del Warp Records And he wanted to make music like that. e voleva fare musica di quella natura, di quel tipo. And that was pretty much the catalyst for E questo for è that. stato il fattore che l'ha spinto la musica elettronica. I think also, though, that if you look back to some of the early influences, Se si torna indietro le influenze iniziali sul gruppo, bands like gruppi come Japan, Japan, Depeche Mode, i grandi Depeche Mode,
The Blue Nile, The Blue Nile and a few others. e alcuni altri. Yeah, that electronic influence was already there in music. Quella musica, l'influenza della musica elettronica era già lì. Yeah. I have a question for you that somebody asked before. Have you met any of them? Gli ho chiesto, hai mai conosciuto i componenti del gruppo? Yeah, I've met Sì, all of them. li ho conosciuti tutti. Who's the more simpatico of the lot? Chi è il più simpatico del gruppo? Well, they're all very friendly Because people. Tom is a bit bizarre, right? Tom è un po' bizzarro, Yeah, come l'ha yeah. detto nel libro, I'm going to quote what you said, Yeah. è capace a volte di fare la coda al supermercato o alla posta e dare i numeri. Ecco, questo è Tom. Right. You don't know what you're going to get with Non Tom. sai cosa avrai quando stai davanti a Tom York. But I would say that probably Ed O'Brien he's the most outgoing. Ed member. O'Brien è quello più espansivo del gruppo. Right. Who's the more low key? Tom? I would say Johnny is the most low key. Johnny è quello più low key. Yeah. They are not the type of band that really likes a lot of stardom. No. Do they? Non sono quel gruppo tipo i Rolling Stones, No. gli U2, il mondo hollywoodiano. Why? They just like... I think they like That's to their try style? and maintain as much of a normal, quote-unquote, life as possible. Stavo per parlare in spagnolo. Vogliono mantenere un livello normale della loro vita. Right. And I mean, I think that in spite of himself, though, almost Tom has become a kind of a strangely compelling frontman. Tom è diventato un tipo un po' strano come frontman. With all his wacky dancing Con and il suo modo di ballare un po' stravagante. I think that on this last tour, E durante questa ultima tournée, as you'll see when they come here in come September, vedrete quando verranno a settembre, perché tutti voi andrete, giusto? right. Sì, ok. I think he's come to terms with the fact that he is the frontman of the band. Credo che si sia reso conto finalmente che è il frontman del gruppo. And he's not embarrassed about it E non si anymore. vergogna assolutamente di essere il frontman. Altre domande? Sì, Riccardo? Preferisci Udine o New York? Do you prefer Udine or New York? Well, I do like New York quite a bit. Sì, mi piace New York abbastanza. But it's been wonderful to È come here. molto bello essere qua. People have been so kind La gente è stata and così hospitable. gentile e molto ospitale. And I thank Ricardo E io and ringrazio Riccardo Mario e Mario and also Fabrice and and Tatiana, and all the people that helped to make this possible. e tutte le persone che hanno aiutato a rendere questo evento possibile. You had a question, una domanda. What's your favorite song on the Bends? Qual è la sua canzone preferita sull'album The Bends? Ah, My favorite song on the Bends, that changes from Quello time to cambia? time. But it's funny, I was on the plane over here. quando ero sull'aereo che stavo venendo qua, I was listening to that record. stavo ascoltando quel disco. I actually hadn't listened to it in quite a while. Non l'avevo ascoltato da molto tempo. Can I ask you a question? Yeah. Very quickly, why The Bends? I know, descrive qua perché il motivo per il titolo The Bends, perché sapete per coloro che fanno i sommozzatori cosa sono The Bends. Why The Bends? Why the title? The title. Well, it's what happens when divers, Cosa succede quando i deep sea sommozzatori divers, go down, and if they come up e too fast, se risalgono troppo velocemente hanno, credo, non sono un esperto, le bollicine d'aria nelle vene ed è molto pericoloso, credo, and it could be dangerous. right, exactly. And I'm, But are some of them deep sea divers? no, ho they're chiesto not se deep sea sono dei divers. sommozzatori. ho detto I no. guess you could say that they dove down figuratively with the experience of their first record, putting it out, and now they're trying to come back. Ah, up from interessante, that. sono scesi un po' negli abissi col loro primo album, adesso stanno cercando di risalire. Ergo The Bends. Right. Altre domande? Oh, my favorite song. I didn't la answer the domanda question. preferita, scusate. I would say that listening back to it, the one that really stuck out for me when I was La listening canzone to che it, mi ha fatto molto impressione, quella che mi ricordo più di tutte, was Bulletproof.
Bulletproof. which is toward the second half of the album, but it È really la stuck seconda out for metà me. dell'album. A lot, yeah. Sei d'accordo? Sì, ti piace? My favorite is Black Star. Oh, Black Star is great too. That's the one right after. Yeah, that whole second half of the record is great. When I put the record on, first, of course, Quando ho ascoltato l'album, the first song is Planet Telex, la prima and canzone Planet Telex, that was the song that really made me a Radiohead fan. quella è la canzone che mi ha reso veramente un grande fan dei Radiohead. Right, but just yesterday, Bulletproof was my favorite. Ieri ascoltando Bulletproof. To conclude almost, unless there are other questions, this is a rather silly question, but how did they take what happened in Toronto? Did it affect them? Is it going to affect them in a big way? Unfortunately, as Freddie Mercury said, the show must go on. Gli ho chiesto quanto li ha colpito purtroppo la tragedia di Toronto e se nello spirito di Freddie Mercury dobbiamo andare avanti con... Well, obviously, con la it's a very sad situation, È una situazione triste. and they have to be broken up about it. Sì, erano rimasti molto, si può dire, devastati. The thing that's always hard, La cosa che è più difficile, you know that stuff like that is going to happen when you have a big, or could happen when you have a big traveling show. sai che può succedere quando hai uno spettacolo che viaggia che di quelle dimensioni. The question is, how guilty do people in the band and in the organization as a whole feel Uno si about deve chiedere quanto si sentono colpevoli i membri del gruppo o tutta l'organizzazione. about it? And it reminds me a little bit of something that happened many years ago. Mi ricorda now una cosa che è successa molti anni fa with U2, con gli U2, when one of their road crew was killed in a quando car uno dei accident, loro roadies morì and they wrote a song about it, which is on the Joshua Tree, e scrissero una canzone che sta nell'album Joshua Tree. called One Tree Hill. One Tree Hill si And chiama la canzone. I wonder whether, who knows, maybe in some slightly masked way, this might inspire Chissà se something, avranno l'ispirazione per fare anche something una from the canzone band in onore in some di point. Scott Johnson. Yeah, but Bene, altre domande? What do you think about the music compared to the music of the 80s or 90s? Ah, una domanda molto interessante. Cosa pensi della loro musica a confronto alla loro musica dei Radiohead degli anni 80-90? Radiohead's music compared to they sort of stuck out in the 90s Sì, si sono fatti molto visibili negli anni 90 because the 90s in England perché gli anni 90 in Inghilterra was really the time of what they call Britpop. era il momento del Britpop. Right, you had bands like Gruppi come Oasis Oasis, and Blur. Blur, Take That. Yeah, well, yes, You sure. Take That. And they were not so obviously English. Non erano così ovviamente inglesi. And they were doing something, I guess you could say, was a bit more arty. Poi si può dire che facevano una cosa un po' più artistica, fra virgolette. And I think what you said earlier about the Pink Floyd comparison E is, quello che hai detto prima del paragone con i Pink Floyd. right, is different. I mean, Pink Floyd È diverso. Pink Floyd is a very English band. I Pink Floyd sono molto inglesi. So I guess they're English just in a different way from the Britpop Io credo che i bands. Radiohead sono inglesi, ma in un modo un po' diverso. But as far as music of the 80s is concerned, Confronto la musica degli anni I mean, 80, I think there's a lot of music of the 80s that influenced them. credo che ci sia molta musica degli anni 80 che li abbia influenzati. You can hear that. We've talked about some of the big bands, R.E.M., yeah. R.E.M., Gli Depeche R.E.M., Mode, Depeche Mode, New Order. New Order. But there were also bands that weren't as big necessarily. Ci sono gruppi che non erano così grandi. There's an American band called Miracle Legion, C'è un gruppo americano che si chiama Miracle Legion, which I know was also a big influence on Tom. che hanno Anyway. avuto una grande influenza su Tom. What do you think, very quickly, after Kings and Limbs, where are we going to go now with Radiohead? What do you think they could come up with? Ho chiesto adesso, dopo l'ultimo album, dove stiamo andando adesso con i Radiohead? Cosa si vedrà come produzione, come musica? Yeah, it's hard to know. I È think difficile saperlo.
I think what they're doing now with the King of Limbs live Quello che stanno facendo con King of Limbs is dal similar vivo to what they did when Kid A è simile a Kid A. came out. Quando è uscito Kid A, They put these songs together in the studio, hanno messo insieme queste canzoni nello studio di and then they learned how to play them e dopo hanno live imparato a suonarle dal vivo in a different way. in un modo diverso. And I think that the experience Io credo che l'esperienza of making the live versions of these new songs credo che l'esperienza di fare la versione dal vivo di queste nuove canzoni will probably influence what they do next. influenzerà in qualche modo quello che faranno nel futuro. Whether that means you're going to hear a lot of guitars, Se ascolterete più chitarre, I'm not sure. non sono sicuro, But there's certainly more guitars ma certamente ci sono più chitarre when they play them live quando suonano dal vivo than you hear on the che album. quando si sentono e si ascoltano gli album. I think that's what it sort of breaks down. It's sort of like there's the guitar songs, Ci sono le canzoni chitarre and then there are the more keyboard e ci sono più le electronic songs. canzoni tastiere elettroniche. A lot of times they're sort of separate from one another. Molte volte sono uno separato dall'altro. But I find when they are really successful Io trovo che quando hanno molto successo is when they find ways to bring those two parts together. e quando trovano il modo di portare questi due elementi insieme. Right. Altre domande? Una domanda. Se non pensa che negli ultimi album invece di un utilizzo verso la chitarra c'è invece un utilizzo, un interesse verso un tipo di musica che è più concentrata sui suoni puri, che viene definita il glitch, ad esempio, che invece la chitarra sta perdendo di valore, soprattutto verso Tom York e negli ultimi DJ set che ha fatto, che sono più concentrati su dei misti, ma che certo non inserisce nulla che sia, non so, di gusto personale verso Tom York, che sia propenso giusto alla chitarra, ma più che, ne so, alla techno o altri tipi di generi che non c'entrano nulla. Come questa cosa può essere forse un aiuto per evolversi, invece di ritornare a riparlare del primo e secondo album. I don't think they're ever going to go back to the first or Non second credo album. che torneranno mai indietro ai primi o due, il primo e il secondo album. Yeah, I think they are trying to evolve. Io credo che stanno cercando di evolvere. They're limited in the sense that it's the same five guys Sono limitati perché sono sempre gli stessi 5 componenti, with the same influences. con le stesse influenze. But I do think they are trying to evolve Io credo che stanno cercando di evolvere. and keep. Sì, ma vorrei interrompere. Sono sempre loro 5, ma in realtà hanno delle collaborazioni continuamente, quindi non è che sono loro 5 e basta. Ci sono delle collaborazioni ogni giorno, anzi rispetto al passato non mi sembra che sono loro 5 e basta, però. Well, I mean, there are certainly other people Sì, involved. ci sono certamente altre persone che sono coinvolte. I think that in the end, those five are the ones who make the final creative decisions. Io credo che alla fine sono loro 5 che prendono le ultime decisioni creative. Right, but I mean, other people do contribute from time to time. Certamente altre persone Certainly contribuiscono. Certainly, Nigel Godrich, their producer, Per esempio Nigel Godrich, il loro produttore, he's been a major creative è stato contributor. un'influenza molto importante nella loro produzione. I think that's borne out by the fact that they tried within Rainbows to work with another producer. E credo questo nasce dal fatto che sull'album In Rainbows hanno cercato di lavorare con un altro And produttore. we've still heard nothing from those sessions, E non abbiamo sentito mai nulla da quelle, cioè quelle prove. and I doubt we ever will. E non credo che mai ascolteremo più da Maybe quella produzione. maybe on a box set about 30 Forse years quando from now. uscirà un best of tra 20 o 30 anni. Right, right.
Grazie. Allora, a questo punto, un applauso a Mac Randall. Io concluderei. Grazie a tutti per essere venuti, sono molto contento, credo anche Mac e anche la moglie Lori e tutti quanti. Una buona serata, adesso c'è un'altra canzone, poi abbiamo, per coloro che vogliono, c'è la firma di Mac e poi un rinfresco, quindi di nuovo buona serata. Grazie.
Knock their socks off. Just very clean.
confess it, but it will not come. You can taste it, but